Alice Cittone, meglio conosciuta come Alice Mastroianni, mi ha appena confessato il suo nickname nella rete, una delle prime iscritte ad Emotopia. A te vorrei chiedere, da cittadina digitale, è vero che l'avvento della nuova tecnologia e della realtà virtuale sta logorando quella concreta, reale, oppure no? Allora, questo è assolutamente non vero, tant'è che per esempio oggi ho sentito dire che l'avvento di queste tecnologie ci fermerà, ci terrà fermi. Non è vero, ci terrà fermi nel momento in cui non avremo dei mezzi come il wifi a livello nazionale nelle piazze, nelle città, nei parchi, altrimenti non è così. Siamo fermi perché siamo obbligati a connetterci da casa o dall'ufficio, ma questo non va. Manca il mezzo, ma questo non va a ledere ai rapporti tra le persone, anzi io credo che li vada ad ampliare. Io sono qui grazie a demotopia.net, a un sito web, a incontri virtuali con le persone, e oggi siamo 100 e passa persone reali che pranzeranno insieme, che si stanno conoscendo, ci siamo già scambiati i numeri di telefono, email, siti web, e hanno iniziato una buona collaborazione, quindi è proprio l'opposto, è il non permettere alla rete di espandersi, alla virtualità di essere conosciuta e di non essere temuta, che ci chiuderà sempre più in noi stessi, perché tanto il tempo per uscire non lo troviamo più. Quindi questo è un esempio, nel tuo caso specifico, di una realtà virtuale che ha favorito e implementato poi e anche reso possibile una realtà vera, concreta, in carne e ossa. Quindi raccontaci più nello specifico la tua esperienza, che cos'è la tua idea di demotopia, di democrazia e che ruolo riveste in tutto ciò la tecnologia. Allora, sperando poi di non venire bruciata come Brenda oggi, io ho un'idea veramente, non so se sapete cosa è successo a Brenda. Brenda è il trans, che è la trans del caso Marrazzo, è stata trovata morta bruciata stamattina, probabilmente perché sapeva troppo o perché semplicemente era libera. La mia idea di democrazia è proprio questo: queste cose non dovrebbero mai avvenire e spero che non avvengano più, però è il concetto che, al contrario di quello che si pensa, noi sì siamo rappresentati, abbiamo dei rappresentanti, li abbiamo scelti, ma la mia volontà è che questi rappresentanti, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, si interroghino e ci interroghino, cioè ci chiedano cosa volete che scegliamo. Io scommetto tutto quello che volete, che se i nostri rappresentanti andassero sulla rete a chiedere alla popolazione italiana: volete il ponte di Messina? La risposta sarebbe no. Io scommetto che se i nostri rappresentanti andassero sulla rete, ma anche per le strade, e non soltanto dal cittadino selezionato, ma in generale in ogni settore della città, a chiedere: volete il wifi per tutti? La gente direbbe sì. Ma anche per cose più semplici. Io penso che democrazia voglia proprio dire decidere insieme ai cittadini. Certo, è vero che poi non possiamo andare tutti quanti in Parlamento, siamo troppi, siamo milioni di individui e scegliamo qualcuno che ci rappresenta, ma se io ti scelgo per andare a parlare, tu comunque stai andando a parlare per me, quindi non puoi decidere da solo cosa è giusto e cosa è sbagliato, o peggio, imbeccato da qualcuno, da una grande azienda o dagli interessi economici. È necessario, è importante che tu sappia cosa vuole la popolazione. Se la popolazione non vuole qualcosa che dovrebbe volere, tu devi scegliere il no, anche se il futuro volesse che il sì. Ecco, questo per me è la democrazia.